Rondeni, ecco, oggi si presenta il nuovo allenatore, il primo tassello per una nuova squadra. La gente vuole sapere quali sono le novità dell'Akragas 2024-2025. La novità, la prima è avere chiuso l'accordo con il nuovo allenatore, un allenatore importante, un allenatore vincente e un allenatore di spessore principalmente per le sue qualità umane. Ecco, questo diciamo ha fatto pendere la bilancia a suo favore, l'aspetto umano, persona per bene e persona competente e preparata. Partiamo da qua. È chiaro che in questi giorni, come abbiamo dichiarato in precedenza, vogliamo un attimino alzare un po' il livello della compagine e ci stiamo attrezzando, l'allenatore, il direttore sportivo, tutti noi ci stiamo organizzando per dare all'Akragas una visione migliorativa. Sentiamo nelle sue parole molto ottimismo rispetto all'ultima conferenza stampa. Io ho sempre detto che un progetto si fa se si crea una sintesi tra diverse componenti, la tifoseria, l'amministrazione comunale e la società. Noi ci siamo, vediamo gli altri se ci saranno. Lillo Bonfatto, quella di oggi è una giornata, diciamo, da doppia festa. Il tuo ingaggio all'Akragas è il compleanno. Grazie. Sì, diciamo che è capitato che oggi faccio pure gli anni, ma soprattutto è capitato di venire qui ad Agrigento a onorare questa maglia che è gloriosa, a cui sono stato anche legato da giocatore, e quindi quando la società mi ha coinvolto sono stato molto contento, però adesso dobbiamo solo esclusivamente iniziare a lavorare, mettere giù qualcosa per farci trovare pronti per l'inizio del campionato. Le prime sensazioni da allenatore dell'Akragas? Le sensazioni sono positive perché, ripeto, Agrigento è una piazza dove sono stati seduti diversi bravi allenatori. Io sono onorato di indossarla, sono onorato di sedermi su questa panchina, però adesso dobbiamo solo esclusivamente lavorare perché io non so fare altro, quindi so solo lavorare, so parlare poco, però lavorare tanto. Sotto l'aspetto tecnico, che calcio farei giocare la tua Akragas? Allora, quando abbiamo parlato con la società, il mio calcio è un calcio propositivo, un calcio fatto di aggressività, un calcio fatto di duelli, e quindi dobbiamo essere bravi a preparare questi ragazzi ad affrontare questa stagione che sarà, come sappiamo tutti, sarà abbastanza impegnativa perché è un campionato, un girone abbastanza complicato, però noi dobbiamo farci trovare pronti. Che tipo di mercato hai chiesto alla società? Allora, innanzitutto ho parlato con il direttore, abbiamo condiviso alcune idee. Il calcio che propongo io e quello che io voglio deve essere un calcio fatto di giovani, non giovani come età, ma giovani frizzanti che diano tanto valore, ma soprattutto dobbiamo cercare gli uomini che facciano il caso dell'Akragas, perché giocare con questa maglia può essere anche pesante, però deve essere un beneficio per tutti. Il tuo messaggio ai tifosi dell'Akragas? Allora, il messaggio che voglio dare ai tifosi dell'Akragas è quello di starci sempre vicino. Sono sicuro che ci toglieremo grossissime soddisfazioni. Non ci hai pensato due volte di accettare la proposta della società Akragas? Sinceramente no, perché quando ti chiama l'Akragas, secondo me in questa zona è la società più gloriosa, formata da professionisti, che sanno fare il loro mestiere molto bene. Quindi non ci ho pensato più di tanto, anzi sono stato contento di aver accettato. Presidente, oggi il primo tassello della nuova Akragas con il nuovo allenatore presentato alla stampa. Beh, hanno parlato già il direttore sportivo, l'amministratore delegato di questa bellissima nomina che accolgo favorevolmente. Poi queste combinazioni della nomina in allenatore dell'Akragas nonché del suo compleanno ci porta bene. Il mio argomento che voglio trattare è il fatto che in questo momento è cambiata la svolta dell'Akragas. Noi adesso abbiamo ottimi rapporti con la politica, con l'imprenditoria che si sta avvicinando, noi le ringraziamo i tifosi che si stanno riavvicinando a noi propositivi. Diciamo che sono con il finanziamento, avere la struttura dell'Esseneto a pieno regime come vogliamo noi,
e una nuova Agragas anche da questo punto di vista, oltre che tecnico. Il nodo dell'affidamento del bando che noi abbiamo per la gestione dell'Seneto. Abbiamo delle ottime promesse, nel senso che quando prima ci verrà fatto questo nuovo bando, che noi parteciperemo, aspetteremo per fare i lavori dell'illuminazione con il finanziamento già citato precedentemente, nonché con il risparmio del bando di gara andare a investire sul prato del Seneto, farlo come tutti gli altri stati che sono adeguati. Questo ci permette anche nel settore giovanile farli entrare all'Seneto, perché anche i ragazzini devono vivere quest'area, l'area del Seneto di Agrigento. I nuovi innesti, si parla di qualche nome eccellente, ci può anticipare qualcosa? Non ti anticipo assolutamente nulla, perché noi siamo a settori, quindi questo lo farà il direttore sportivo dal momento in cui concluderà i suoi accordi, ha già lavorato sotto traccia e porterà degli ottimi risultati come sempre.